perché se noi non sappiamo esattamente di che cosa ha bisogno il mondo che produce, quello che vive la realtà, si fa molta fatica a fare politiche efficaci. Non è solo fare politiche, è fare qualche cosa che sia ritenuto utile. Questi 3 giorni hanno dimostrato una cosa, che siccome il tempo ha un valore per chiunque sia nella scuola, nell'università e in particolare per chi sta nell'impresa, se hanno deciso queste persone di venire qui o di stare a interagire con noi, significa che ritengono utile il fatto di investire il loro tempo nel confrontarsi con la regione del Veneto, quindi noi dobbiamo rispondere. Pubblico e privato in Veneto dialogano con grande facilità, dobbiamo spingerla ancora oltre. Noi infatti ci siamo posti il tema della coprogettazione, che è cosa diversa dal semplice interazione, io ti dico di cosa ho bisogno e tu mi dai la risposta. Noi vogliamo progettare insieme e questo è un cambio chiaramente di cultura. Deve riguardare il mondo dell'università, deve riguardare il mondo della scuola, deve riguardare il sistema del territorio, della cosa pubblica, delle fiere, dell'impresa, del sindacato, del terzo settore. La seconda è che noi viviamo in Veneto una esigenza di internazionalizzazione. Non riguarda solo le imprese che devono vendere i loro prodotti, che devono aumentare i loro mercati, ma anche Regione Veneto, prima regione d'Italia per numero di turisti, anche un'accoglienza fatta in modo diverso. Le reti su questo sono fondamentali, qui si possono costruire.